Adele Karmenstein, è giunta l'ora. Sii forte e abbi fede. Il Signore ti salverà se sei innocente. È lei, la strega. Dio proteggiti dai suoi malefici. Dove sono le figlie? Chi è figlia di strega è figlia del demonio. La bambina vive al castello, ma la grande nessuno l'ha mai vista. Hai dato ordine di condurre qui la figlia maggiore di quella strega? Sì, Eminenza, ma non l'hanno trovata. La ricerca è ostacolata dal fatto che al castello nessuno la conosce. Bisogna evitare che sfugga alla giustizia divina. Anche lei, come la madre, è sospettata di stregoneria. Gromanda, prendete con voi la bambina. Kurt, ordina di intensificare le ricerche. La voglio entro oggi qui al castello. Chi siete? Cosa volete? Devo parlare con il conte Humboldt. Fuori. No, vi prego, è una questione di vita o di morte. Cosa sta succedendo? Venite avanti voi. Mi chiamo Helen Rochefort, sono la figlia maggiore di Adele Karmstein. Calmatevi adesso, ho poco tempo ma vi ascolterò. Venite. Che mio figlio e von Klage mi aspettino per il giudizio. Quello che avete detto è molto grave. Se von Klage sapesse che siete qui, vi sottoporrebbe al giudizio. La donna per la quale implorate pietà è una strega ed ha ucciso mio fratello Franz. No, non è vero. Ho quasi raggiunto le prove della sua innocenza. Io so chi ha ucciso vostro fratello. È qualcuno che vive sotto il vostro stesso tetto e che ora voi cercate di proteggere. Prima accusate uno di casa di aver ucciso mio fratello, poi me di proteggerlo. Perché non rivelate il nome del vero colpevole? Se volete che sospenda il giudizio che sta per aver luogo, dovete dirmi quel nome. O sarà Dio a giudicare. Ma vi dico che è innocente, lo giuro. Aiutatemi a salvarla. Vi prego, rinviate il giudizio di qualche giorno e farò tutto quello che mi chiederete. Cosa può chiedere un uomo ad una bella donna come voi? Avete sentito voi stessa. Aspetteranno me per il giudizio. Darò l'ordine di sospenderlo. Ve ne prego. Soltanto un bacio. Un bacio. Da quell'ordine, ho paura. Non temere, senza me non potranno procedere. Mi aspetteranno. Vorrei che anche tu. Adele Karmstein,
A nome del conte Humboldt Vechile e di suo figlio Kurt, t'accusiamo di aver procurato col tuo malvagio potere e con l'aiuto di Satana la morte del conte Franz, loro congiunto e signore di questo paese. No, non sono stata io! Non siamo qui per giudicarti, ma per affidarci al giudizio supremo. No! Sono innocente! Basta adesso! Se tu sei davvero innocente, Dio saprà proteggerti dal fuoco e ti restituirà a noi. Ma se sei colpevole, brucerai. La giustizia degli uomini può sbagliare, ma quella di Dio, giammai. Elizabeth Karnstein, se tua madre si salva, è l'innocenza che prevale. Se è colpevole, che il peso dei suoi peccati non ricada su di te. Adele, se sei colpevole, guarda per l'ultima volta tua figlia. Mamma! Elizabeth! Portatela via! Date inizio al rito. Incipit judicium Dei, ad maiorem Dei gloria. Salita sul rogo da sola! Questo dimostra che è colpevole! Sono innocente. Mio Dio, tu sai che non sono colpevole di questo delitto. Perdona i miei peccati. Lasciami! Che tu sia maledetto! E maledetti siano i tuoi discendenti! I vostri corpi saranno straziati, come oggi è straziato il mio! E io assisterò alla vostra sepoltura! Maledetti! Assassino! Ti accuserò di adulterio! Ti manderò a morte! La peste si abbatta su di voi! Che le madri vedano morire i figli! I mariti, le mogli! Humboldt! Ovunque tu sia, io ti perseguiterò! Maledetto! Non sfuggirai alla mia vendetta! Maledetto tu e tuo figlio! Anche tu, Kurt! Seguirai la mia stessa sorte l'ultimo giorno di questo secolo! Ricorda che tua madre è morta innocente. Tu devi vendicarmi, perché sono stata distrutta nell'anima e nel corpo. Il mio spirito non si placherà fintanto che Humboldt e Kurt non avranno pagato con la vita. Ricorda, alla fine di questo secolo.
rivelare a nessuno il nostro segreto. Elizabeth? Vieni con me. Senti, Elizabeth, devo dirti una cosa di estrema importanza. So che alla tua età dovresti pensare solo al gioco, ma tu hai visto morire tua madre su quel rogo. E i tuoi occhi sono ancora pieni di orrore. Elizabeth, io penso che se tu un giorno... Elizabeth, ho raccolto di nascosto le ceneri di tua madre. Ora lei riposa laggiù, insieme al corpo di una donna trovata affogata sotto la cascata. Questo sarà il nostro segreto e tu dovrai tacerlo agli altri. Ecco, adesso sai dove poter pregare tua madre, invocarla nei tuoi momenti di maggiore sconforto. Elizabeth, mi senti? Hai capito? Avete visto la sua faccia? Ogni giorno che passa somiglia sempre di più alla strega. Non c'è nulla di strano, è sua figlia. Nella contea c'è la peste, come aveva predetto lei, per la fine di questo secolo. E lei verrà a prendermi. Perché tanta paura se la tua anima è sgombra dal peccato? C'è qualcosa che ti tormenta, Humboldt. Sì, sì. È il vedere tutto il giorno quel volto così uguale a quello della strega. Non sono le somiglianze dei volti quelle che contano, ma quelle degli animi. Finora Elizabeth non è venuta meno ai suoi doveri. È questo che ti distrugge, Humboldt. Perché continui a girare attorno a Elizabeth? Ti avevo proibito di parlarle. Devi smetterla di trattarmi come un bambino. Sono stufo di subire le tue proibizioni. Finché sarò vivo, tu farai quello che io vorrò, perché qui comando io. Ti rispetto solo perché sei mio padre, altrimenti ti farei fare la stessa fine di tuo fratello. Tu sei come lui, saresti anche capace di diseredarmi, come fece lui. Come sai queste cose tu? Io sentii tutto.
implorasti di fare il testamento a mio favore, ma lui si rifiutò. Allora tu lo accusasti di essere l'amante di Adele. Povero Franz. Sono sicuro che col tempo l'avrei convinto se non fosse morto per mano di quella strega. Non hai mai capito niente. Io l'ho ucciso. L'ho avvelenato quella notte stessa. A me devi tutto quello che oggi possiedi e che un giorno sarà mio. Credevo tu l'avessi capito. E che avessi accusato Adele per sviare i sospetti da me. Tu hai fatto questo. Vattene! Vattene! Via! Via! Assassino! Abbi pietà, su di me pesa la responsabilità della tua morte, Franz, e di quella di Adele Karstein. La mandai al rogo accusandola di averti ucciso. Ma se ora non posso più sperare nel suo perdono, ti prego, concedimi almeno il tuo. No! No! Oh! No!
Sarai mia, che tu lo voglia o no. Vattene, Kurt, sei ubriaco, lasciami! Non permetterti più, sia la prima e l'ultima volta. Vattene, o chiamo gente. Conosci bene la severità di von Klage. È lui che comanda qui, né tu né tuo padre. Elisabeth, giuro su Satana che sarai mia. A qualsiasi costo. Intendo sposare Elisabeth. Tu sei pazzo, pazzo! Come puoi chiedermi una cosa del genere? Tu, proprio tu! Ami davvero quella ragazza? La voglio sposare. Perché ti opponi? Forse è la strada giusta per placare l'animo della madre. Già, è vero. Potrebbe essere la strada giusta. Nel nome del Signore, vi unisco col sacro vincolo del matrimonio, finché morte non vi divida. Fuori, la gente muore come mosche. Perché non recitate uno scongiuro? Che il flagello della peste vi risparmi, sia quello che deturpa i corpi, come quello che deturpa le anime. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Sei mia moglie, Elisabeth. Ancora non mi hai posseduta. Se mi rifiutassi? Non puoi rifiutarti, sono il tuo padrone. Ti odio. Io ottengo sempre ciò che voglio. Ora sei mia. Mi fai ribrezzo. Ho sentito il tuo corpo tremare. Era un fremito di piacere. Sei stata mia. No, Kurt. Io non ti appartengo perché non ti amo. Hai avuto il mio corpo, non la mia anima. Non sarò mai completamente tua. Ti pentirai d'avermelo detto.
Venite in piazza! Ci sono altri 2 morti! Andiamo al castello, ci salveremo! Tra quelle mura l'aria infetta non è ancora penetrata. Al castello, al castello! 31 dicembre 1499. La peste continua ad imperversare. Le campagne sono cosparse di rovi e le strade sono piene di morti. Kurt, devi fare qualcosa. Stanno prendendo d'assalto il castello. Vogliono entrare. I nostri soldati li terranno lontani. Non temere. Hai paura? No, non ho paura della morte io. Sapevo che questo giorno sarebbe venuto. Mia madre l'aveva predetto. O lo hai dimenticato? Aprimi. Aprite. Aprite. Padre, muoio. Non voglio morire. Padre! Von Klage sta recitando l'Apocalisse nella cappella. Ci siamo tutti. Venite. Mamma, so che dovrei vendicarti, ma non riesco a odiarlo. Kurt è mio marito. Senza il tuo aiuto non riuscirei mai. Ti prego, non lasciarmi sola. Non ne sono capace. Cosa avete? Io sento la morte avvicinarsi. Poi l'angelo aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole divenne nero. La luna diventò rossa come sangue e un gran boato scosse tutte le cose. Humboldt, pagherai con la vita, con la vita. Mio Dio, perdona i miei peccati e fatti nella mia anima torni la pace. Amen.
Quando l'angelo ebbe aperto il 7° sigillo, si fece un gran silenzio nel cielo. Piove! L'acqua porta via la peste! Signore! Signore, ti ringrazio! La peste è finita! E nel giorno del giudizio i morti torneranno a vivere. Umbolt, trema! Maledetto tu, maledetto sia tuo figlio. Conoscerà anche lui la mia vendetta. No! Va via! Va via! Padre! È l'anello che il conte Franz aveva al dito quando fu sepolto. Strano. Come vi sentite stamane? Sto bene, grazie. Posso fare qualcosa per voi? No, avete già fatto troppo. Non riesco ancora a spiegarmi. È successo così all'improvviso. Non ricordate che cosa vi è successo? No. Ricordo solo che la mia carrozza si è rovesciata e che sono venuta a chiedere aiuto. Sembravate impazzita dal terrore. Sulla porta della cappella siete svenuta. Da dove venite? E dove dovete andare? Vengo da lontano, da molto lontano. Sono alla ricerca di mio padre. O di ciò che forse è rimasto di lui. Mi chiamo Mary. Sarà bene che restiate qui per un po'. La campagna è ancora cosparsa di roghi e la gente è in preda alla paura. No, devo ripartire subito. La contea di Brasville è molto lontana da qui. Ma viaggiare in questo momento può essere pericoloso. E le strade sono insidiate dai predoni. È un rischio questo che devo correre. Rimanete. Vi prego. Il conte Kurt, mio marito. Se la peste non avesse decimato la mia guardia, vi avrei offerto una scorta per accompagnarvi fino a destinazione. Possiamo anche inviare un messaggio a chi ci indicherete per avvertire di mandarvi a prendere. Dovete scusarci, c'è un requiem in suffragio del conte Humboldt morto ieri. Era un vostro parente? Mio padre. Mi dispiace. Non vorrei che andaste via subito. Devo farlo.
A chi posso dare il messaggio per Brasville? Lo consegnerete a von Klage. Domani farà partire un uomo. Requiescat in pace. Amen. Vi sentite a vostro agio qui? Oh sì, grazie. Siete tutti così gentili. Vi prego, prolungate la vostra permanenza. Da quando siete arrivata mi sento più felice. Non mi capitava da molto tempo. Mi sento come se ad un tratto fossi tornato a vivere. Anche per me è stata un'esperienza meravigliosa. Perché lo avete fatto? Vi amo, Mary. Voglio che siate mia. Sì, Kurt, anch'io lo vorrei. Ma non posso perché l'adulterio è punito con la morte. Se von Klage lo sapesse, sarebbe la fine per noi. Grumald, da quando quella donna è arrivata al castello, Kurt non è più lo stesso. Si sta allontanando da me. Non devi perdere altro tempo. Devi affrontarlo e parlargli. Ci proverò. Se non farà come le altre sere. È molto tempo che non viene da me. Potresti anche bussare quando entri. Così si entra nella camera di un amante. Sono tua moglie, Kurt. Non dimenticarlo. Vuoi tormentarmi ricordandomi che sono tuo marito? Questa è la tua vendetta. E di cosa dovrei vendicarmi? D'avermi costretta a sposarti? No, ti sbagli. Ci si abitua presto a certe cose. E spesso si finisce col provarne piacere. Adesso, anche se ne avessi l'intenzione, non ti permetterei di mettermi da parte come un oggetto. Kurt, non avrai mai quella donna. Io te lo impedirò.
Non fingere, hai capito benissimo di chi parlo. Non mi fai paura. L'avrò come ho avuto te. Provati solo a toccarla e te ne farò pentire amaramente. Non adesso, Elizabeth. Non ucciderlo adesso. È ancora presto. Devo partire. Non ti lascerò andare via. Ma è inutile ostinarsi. Che vuoi dire? C'è tua moglie. La odio. Il fatto stesso che esista è un ostacolo alla nostra felicità. Fermati, Kurt. Che cosa vuoi fare? Egmont! Tieni, il messaggio. Va, a presto. Sì, signore. Hai forse informato Kurt della tua partenza? Veramente è stato il signor Conte a chiedermi se per caso non andassi a Brasville. Ho risposto di sì, allora lui voleva che gli consegnassi il plico, ma io gli ho detto che non l'avevo. Mi raccomando che il messaggio deve essere consegnato al più presto al Conte Meister. Tieni, bevi un sorso di questo, ti farà bene per il viaggio.
Grazie, signore. Hai avuto notizie di Egmont? Chi? Il servo? No, nessuna. Ma non c'è da preoccuparsi, per lui è uno che sa il fatto suo e poi è partito solo da 2 giorni. Forse tornerà con la scorta. Se fossi in te, non l'aspetterei. E posso sapere il perché? Grumanda, dite ciò che sapete. È stato avvelenato. Hanno trovato il suo cadavere nel bosco. Il sangue dell'innocente ricada sul suo assassino. Così sia. Kurt, L'ho dovuto avvelenare per non fargli consegnare il tuo messaggio. come? A questo sei arrivato? Dimmi che non è vero. Sono disposto a tutto pur di non perderti. Ma tu sei impazzito, Kurt. Io partirò comunque. Troppo tardi. Stanotte ucciderò Elizabeth. Non contare su di me. Non voglio macchiarmi di un tale delitto. Non dovevamo farlo, ma arrivati a questo punto dobbiamo agire freddamente. Nessuno potrà sospettare nulla. Crederanno che sia morta nel sonno. Il veleno lascia tracce, ma se si rimane uccisi dal proprio respiro. Già, nessuno potrà sospettarci. E potremo vivere insieme. Per sempre. Per sempre. Sì, per sempre. Resta qui, andrò io. No, ho paura, non puoi lasciarmi sola. Sta tranquilla, ci siamo impressionati per niente. No, no, era un'ombra, l'ho vista bene. No. Vieni, presto.
cosa fate qui? Non riuscivo a dormire, così ero salita sul torrione. Volevo prendere un po' d'aria. Ad un tratto mi è parso di sentire delle voci nel corridoio qui fuori e così sono scesa a vedere se ci fosse qualcuno. Voi non avete sentito nulla? No, mi avete fatto paura entrando. Speravo di non svegliarvi, perciò non ho bussato. Ora tornate a letto. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, ma non dobbiamo perdere altro tempo. Vedrai che tutto finirà presto. Vieni. Chiudi il cancello dall'interno e rimetti la chiave nella buca. Se qualcuno venisse, non potrebbe avere nessun sospetto. Attenta!
maledizione. Cosa facciamo adesso? Vieni. Eppure ci deve essere un'altra uscita. La camera di Elizabeth. Questa è proprio una fortuna. Adesso riportarla qui non sarà di nessun pericolo. Mary, è giunto il momento. Sei pronta? Purché finisca presto. È morta.
Tornerò più tardi. Cosa avete? Si direbbe che mi abbiate presa per un fantasma. Con chi parlavate? Con vostra moglie. E come sta? Un minuto fa stava bene. E aveva anche un buon appetito. Che cos'hai? Non c'è più. È andata via. È andata ad accusarci. Entra. Ti lasci spaventare per una sciocchezza, come se fossi un bambino. E da una serva, per giunta. Ma Grumalda mi ha detto... Ti ha detto quello che voleva farti credere. Elisabeth è morta. L'hai vista tu stesso, gelida e senza respiro. Anche Grumalda l'ha vista. Grumalda ha scoperto tutto e ora vuole ricattarci. Perciò noi la seconderemo. Non sarà la fine del mondo dare un po' di soldi a quella megera. I vecchi sono pieni di acciacchi. Possono morire da un momento all'altro. Insanguinato. Siete voi, signor Conte? Cos'è accaduto? Prima ho sentito dei passi, poi sbattere la porta di sopra e sono sceso a vedere. E non hai visto nessuno? Non prendetemi per matto, ma da qualche notte succedono dei fatti strani. Cioè? Non so come dire. È come se ci fosse qualcuno in giro, ma quando mi metto a cercarlo sparisce nel nulla. E poco fa hai creduto di vedere qualcuno? Un'ombra. Mi sono nascosto per aggredirla, ma siete arrivato voi. Va a vedere in giardino. Io vado di sopra. Tua moglie era in cappella, Kurt. Nell'andarsene mi ha pregato di scusarla con voi, ma non si sente ancora bene. Consumerà il pasto in camera sua. Cos'hai? Non ci fate caso, è stata una disattenzione. Se l'avessi saputo prima, l'avrei raggiunta. Perché non la raggiungete in camera? Portatele la cena, sono cose che fanno piacere a una moglie. Spero non farete complimenti per me.
A proposito, Kurt, devo parlarti. Ho pensato che come vassallo spetta a te indire una festa per lo scampato pericolo della peste. Festeggeremo così anche la fine del secolo. Cosa ne pensi? Provvedo io alle signore? Sì, andrò da lei più tardi. Non mi hai risposto. Sì, certo. Mi sembra un'ottima idea. Voglio farne una vera rappresentazione simbolica. Tutti dovranno essere presenti. E ognuno eleverà la sua preghiera di ringraziamento. Ti farai aiutare dal barone von Lest, un uomo intelligente. È davvero una splendida idea. Speriamo che tutti possano partecipare alla festa in perfetta serenità. Elizabeth mi ha già assicurato la sua partecipazione. E voi ci sarete? Con grande piacere. Non potrei mancare. Perdonatemi, ho da sistemare l'elenco dei tributi. Vostra moglie era molto stanca, ora riposa. Mi ha pregato di dirvi di non salire, non vorrebbe essere disturbata. Buonanotte. È una congiura, ti dico. Von Klage. Anche lui vuole impadronirsi della contea e ora che pensa di averne l'occasione non vuole farsela sfuggire. Per questo ha pensato alla festa. Per radunare i notabili e il popolo e farmi l'accusa davanti a tutti. Se quello che dici fosse vero, sarebbe la fine per noi. Senza nessuno scampo. Potremmo fuggire. Lasciare tutto a von Klage? È questo che vuoi? No, questo no. A quell'intrigante mai. Ogni volta che penso a Elizabeth perdo il controllo di me stesso. Lei è all'origine di tutto. Maledetto sia il giorno in cui mise piede in questo castello. Kurt, mi senti? Sono Mary. Mi sentite? State calmo. Avete avuto soltanto un incubo. No. Era lei. Era lei, l'ho vista. Zitto. Andiamo, lasciamolo riposare.
Da Adele Karmstein ebbi una figlia che riconosco come mia erede e alla quale fu imposto il nome di Elisabeth. In caso di mia morte dispongo che ella sia educata al castello e che mio fratello Humboldt ne sia il tutore fino all'età di anni 18. Firmato Franz Martin Weil. Elisabeth! Elisabeth! Mary! Kurt, Mary, che cosa facevi qui? ho sentito un fruscio ritmico, ossessivo, non so. Ecco, vedi? Andiamo via, perché io sento che sto perdendo la ragione. Il Signore ha voluto risparmiare le nostre vite. Ringraziamolo per la sua infinita misericordia. Stanotte questo simbolo del male brucerà e con esso i vostri capelli. Con tale gesto noi mortifichiamo il più inutile dei peccati, e cioè l'attaccamento umano alla vanità delle cose. Chi è? Chi è? La festa sta per cominciare. Mancate soltanto voi. Va via. Andate via tutti. Al diavolo! Non voglio vedere nessuno. Fuori di qua! Stasera, Mary, sei più bella che mai. Devi scendere, altrimenti la tua assenza farà nascere sospetti. Sospetti? Von Klage sa, e come lui anche gli altri, sono convinto che ha architettato tutto ciò per renderci responsabili davanti a tutti. Sei forse pentito di quello che hai fatto per avermi? No, lo giuro. Tu vali qualunque rischio. Fa presto, preparati. Hai ragione, Mary. Fra poco scendo e li affronteremo insieme. Vi rivedo con piacere, Eminenza. Siete soddisfatto della festa? Ma non vedo il conte Kurt né sua moglie. Non allarmatevi, verranno fra poco. Abbiamo trascorso mesi in cui non vedere qualcuno significava... Ma la peste è finita, barone von Lest. Oh, ecco il conte Kurt. Signor conte. Lieto di rivedervi. Il piacere è tutto mio. Grazie. Venite. Signora. Non venirmi vicino. Potrebbero insospettirsi non vedendo tua moglie. Non ce la faccio, Mary. Non posso farne a meno. Attento.
Tua moglie non scende? Non sta bene. Non credo che potrà scendere in giardino. Eminenza. Vostra moglie mi ha ordinato di portarvelo. Buonasera. Portami da bere. Non fare sciocchezze. E ora tutti nel parco. Prendi 2 uomini e porta qui il fantoccio, che abbia la falce, mi raccomando. Sì, Eminenza. Si avvicina il momento. Ho visto vostra moglie poco fa. È sempre più bella. Dove l'avete vista? Dove? In cortile. Ma che cos'ha il conte? Elizabeth! Elizabeth, fermati. Fermati! Elizabeth, sei morta! Sei morta! Elizabeth, tu non puoi essere lì! Sei morta! No, Kurt, sono viva. No, non può essere! Io ti ho uccisa! La morte non restituisce alla vita! Nessuno si è mai svegliato dal sonno eterno! Va via! Ma che cos'è questo allora? È il mio corpo. A volte la morte restituisce alla vita. Non è stato così per Elizabeth perché lei non è mai morta. Ma a me è stato concesso per placare il mio spirito di ritornare a vendicare nostra madre. Sono Helen Karnstein, la figlia maggiore di Adele. Sono la sua sorellastra. Speravi che ti aiutassi a ucciderla. Ora resterai vittima dei tuoi stessi delitti, delle tue stesse macchinazioni. E per che cosa lo hai fatto? Per quel povero corpo. Guarda, Kurt, dentro quel sarcofago.
Coraggio, Kurt, guarda a chi dedicavi i tuoi amplessi. Ma io... Va, Elizabeth, va. Portami con te. Tu devi vivere. Non sfuggirai al tuo destino, nessuno può. Che cosa mi riserva ancora? La tua vendetta! Fammi uscire di qui! Vattene via! Non sfuggirai. Corri incontro al tuo destino, Kurt. No, basta! Fammi uscire! Ma io non voglio impedirtelo. Va via! Sei libero, Kurt. Vattene. Puoi andartene. Vattene! Vattene! Kurt, Sebastian Vale, è giunta l'ora. Sii forte. Abbi fede. Il Signore ti salverà se sei innocente. Accidenti, come pesa la morte. Ogni tanto ci vorrebbe una peste per divertirsi alle spalle dei signori. Simboleggia la morte e quelli la beffeggiano perché non è riuscita a prenderla. Può essere pericoloso prendersi gioco della morte. Ma no, avete detto bene, è solo un gioco.
Avete visto Kurt? No, Forse sarà salito da sua moglie. può darsi. Non mi posso muovere. Non posso parlare. Non posso gridare il mio terrore. Mi vogliono uccidere. Una morte spaventosa mi attende. Dalla mia bocca imbavagliata non può uscire nessun suono. Saremmo davvero lieti se fosse la vostra mano gentile ad appiccare il fuoco alla pira. La bellezza e la grazia femminile che distruggono la morte e il terrore. I ricordi terribili del mio passato si affollano confusi alla mia mente. Immagini spaventose, un incubo insopportabile, ed è invece il lucido ricordo di una realtà orrenda vissuta ora per ora. Gli attimi morbosi delle passioni più riprovevoli e più disonoranti, delle seduzioni più vergognose. Il ricordo bruciante di quegli amplessi mi fa oggi rabbrividire di angoscia. Non vorrei farlo, Kurt. Anche se hai tentato di uccidermi. Non voglio morire! Ma pensa, mia madre. Non voglio morire!